Amici bellini, oggi tocca agli scozzesi, dopo aver visto insomma i nostri nell'Italia, Lukaku, e ne abbiamo parlato bene anche con molto gusto in live. Oggi tocca agli scozzesi, ma più in là, se capita qualcosa. Adesso però mi sembra il caso, perché è il Ranieri Day e noi, dato che ci riguarda da vicino molto presto, cominciamo a studiarli un pochino. Impresa titanica, anche perché Ranieri copre le carte, è furbo, è esperto. Benvenuto Raffaele Iuliucci, insomma, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Magari qualcuno compare nuovo oggi perché parliamo della Roma, metto la Roma in copertina, e noi del Napoli che abbiamo avuto un'annata tremenda con 3 allenatori l'anno scorso, adesso la Roma 3 allenatori e subito si fanno i paragoni, Ranieri come Mazzarri, Calzona, così la vedo un po' diversa. Lasciate un like, voi della community lo lasciate perché il Napoli si è lasciato alle spalle quella stagione tremenda. Lasciate un like per un approfondimento che cerchiamo di fare su Ranieri. E la prima cosa che mi viene da dire, visto che la frase fatta che si dice in Italia quando si chiama un allenatore o quando si chiama anche dei giocatori, conosce l'ambiente. Conoscere l'ambiente non basta, perché anche Mazzarri conosceva l'ambiente, c'era stato, lo conosce, sa dove uscire con la tangenziale, non ha problemi. Quello che è la sensazione che mi ha dato Ranieri non è di conoscere solo l'ambiente, ma di avere in pugno l'ambiente, il poter parlare romano e romanesco in conferenza quando è il caso, poter prendere di faccia, perché è credibile per il suo passato, anche giornalisti che prima poi di contestarlo o gli fagli domande scomode ci penseranno 2 volte. Insomma, Ranieri secondo me si presenta bene, si presenta da manager, si presenta figura tipo Conte, nel senso che lui dice: io accetto, ma accetto perché ho voce in capitolo, voglio avere voce in capitolo, voglio poi ricostruire qualcosa che può durare nel tempo, anche poi scegliendo l'allenatore l'anno prossimo. Quindi è una scelta secondo me questa volta azzeccata. Se quella di Juric era onestamente assurda, la scelta di Ranieri mi sembra giusta per la situazione anche di classifica della Roma. Ranieri non si pone limiti, come è giusto che sia, ma la classifica è quella che è e dovranno limitare i danni, dovranno giocare con grande dignità, e ovviamente quando c'è il cambio di allenatore, lo abbiamo visto noi stessi con Mazzarri vincendo contro l'Atalanta, al di là di quelle che saranno le proposte di gioco, le idee, i cambi di gerarchie che potrà portare Ranieri, sicuramente porterà una squadra che vorrà fare di tutto, ma veramente darà quel 150% che spesso fa la differenza, perché ragazzi in Serie A tutti sono forti, cioè sono tutti scarsi ma sono tutti forti, nel senso tutti hanno la tecnica per poter fare una grande partita, per poter mettere in difficoltà qualunque avversario. Poi la differenza lo fa il giocare tutti di squadra, il non mollare mai, il non distrarsi, e anche la differenza di allenatori che studiano, che preparano la partita molto bene, che la sanno leggere durante la partita. Partiamo da questo presupposto, e quindi al di là di quelle che possono essere, dicono di entrare a scuola alle 8 ma trovo le barriere, io a scuola non ci posso entrare, quindi mi devi togliere quelle barriere, altrimenti le barriere, dice ma sai le barriere ci sono dei lavori, ma io non posso entrare, quindi mi devi togliere quelle barriere, se non mi togli quelle barriere io non entrerò mai in orario e non te la puoi prendere con me. Le situazioni, già quando la Roma cambia e arriva Juric, all'esordio loro vincono 3-0 con l'Udinese, quindi già il cambio di allenatore, quando si parla del quando incontri la Roma con un Juric che è già sulla porta, o incontri la Roma con un Ranieri che sta entrando e si vuole imporre, ovviamente. E parlando di formazioni, visto che Ranieri glielo chiedono, insomma, e lui, ma glielo chiedono bene, nel senso gli chiedono: tu hai fatto tutti i moduli, cosa vuoi fare, cosa pensi di poter fare? Ranieri ovviamente dice: fatemeli vedere un attimo, perché poi si può giocare a 3, si può giocare a 4, si può giocare a 5, e fatemi capire. Io credo che lui punterà sui giocatori che vedrà più in forma, al di là
di un'idea, non credo che abbia un'idea tattica precisa e quindi sceglierà in base alle caratteristiche che si sposano meglio con il modulo che ha in testa. Io credo che lui punterà sui giocatori che ha in forma. Ha parlato di Dybala e dice che è un giocatore di un'altra categoria, se sta bene per me le gioca tutte 90 minuti, ovviamente deve confrontarsi con lo stato di forma. E quindi stavo cominciando a vedere anche i ritorni di alcuni giocatori che possono essere chiave per la Roma, per esempio Saelemaekers, che è un giocatore duttile che si può fare tutta la fascia sia a destra che a sinistra, lo puoi mettere sotto punta, lo puoi mettere anche diciamo da falso difensore, e quindi questo è un ritorno che potrebbe essere importante e siamo attenti. Si parlava di metà novembre e ci siamo a metà novembre, quindi Saelemaekers ha già ripreso a correre sul prato di Trigoria e punta a tornare ad allenarsi in gruppo nei prossimi giorni con l'obiettivo di rientrare tra i convocati già per la trasferta contro il Napoli del 24 novembre. Tra l'altro 24 novembre è il mio compleanno, lasciate un like. E questo è uno dei recuperi, perché adesso noi facciamo delle ipotesi di formazione con Ranieri e non è che voglio dare suggerimenti, per carità, perché Ranieri non ne ha bisogno e perché noi non abbiamo bisogno di dare suggerimenti agli avversari, ma per dire a Conte, ma nemmeno dobbiamo dire a Conte sta già studiando, per sfizio nostro, per la community, perché una domanda mi è arrivata, ma come giocano? E secondo me potrebbero fare così. Tra l'altro ieri il buon Versatile mi portava un infortunio di Dobbik, perché Dobbik non si è allenato con la sua nazionale, è rimasto a riposo. Che fa? Torna a Roma per recuperare? No. Oggi è tornato ad allenarsi in gruppo, quindi non è indisponibile Dobbik. Potrebbe però continuare ad allenarsi in nazionale, magari non le gioca tutte, giocherà degli scampoli di partita e potrebbe tornare proprio il contrario di Lobotka, che torna per la sosta, invece si ferma per la sosta Dobbik e magari torna fresco e tosto per la partita con noi. E Dobbik è un tema, perché ovviamente è l'unica punta seria di riferimento grosso che ha la Roma, oltre a Shorobudov, perché non so se è visto come punto di riferimento da Ranieri. Però se non hai Dobbik potresti poi fare una cosa tipo Atalanta, cioè credo che Ranieri, dov'è che il Napoli ha avuto più difficoltà? Togliamo da mezzo il Verona, ok? Facciamo conto che non è successo niente. Non è che il Napoli ha avuto difficoltà e ha perso la partita contro l'Atalanta. Come ci ha affrontato l'Atalanta? Togliendo dei punti di riferimento a Buongiorno e a Rachmani, punti di forza in questo momento di questo Napoli. Avete visto Buongiorno con Lukaku? Se lo mette in tasca, se lo toglie, lo controlla con le buone, con le cattive, e quindi dare un punto di riferimento come Dobbik a Buongiorno potrebbe essere un vantaggio per noi, in teoria. Che poi è sempre in teoria. Quindi la Roma potrebbe decidere, visto che è imbottita poi di trequartisti e di falsi 9, addirittura di non darci punti di riferimento e di giocarsela come si è giocata l'Atalanta. Lookman, De Ketelare e Pasalic dietro. Attenzione. Tra l'altro Dobbik, che è un attaccante che a me piace moltissimo, 4 gol e un assist finora. Squadra disastrata, quindi non è che si giudica il calciatore. Lukaku, visto che è un tema, perché molti stanno dicendo ma non ha giocato così male ieri, così adesso mo la moda di attaccare Lukaku. Io ve l'ho detto ieri in live e recuperatevela quel momento. Se Lukaku, come è vero, ha fatto 4 gol e 4 assist in 10 partite a voto, e si arriva a fare 30 partite e triplica questo tipo di score, e quindi arriva a 12 gol e 12 assist, cioè su 30 partite ti porta 24 gol, contributi al gol, e mica è male, nonostante sappiamo che è statico, nonostante che potrebbe dare di più, che alle volte ci sembra perdere i duelli, non sarebbe male. Quindi lo deve gestire Conte, Conte è l'unico, e chi meglio di Conte lo può gestire. Di conseguenza, con questo nuovo Ambrabam così macchiato, mi volevo divertire, perché la Roma, allora partiamo dalle riserve, cioè quelli che sono in tribuna. Zalewski è un tema per i romanisti perché lo odiano. Secondo me è un giocatore di talento che poi con la sua nazionale si comporta anche bene, tutta fascia mancina, che però usa il destro. Quindi duttile, può giocare sia a sinistra che a destra. Credo che a sinistra il posto Angeligno ce l'ha assicurato, anche perché gli fanno la domanda a Ranieri: ma ci prometti che non ci fai vedere Angeligno braccetto, difensore centrale? E Ranieri dice ve lo prometto. Quindi, perché Ranieri sa, Ranieri non arriva, Ranieri è anche tifoso della Roma, quindi avrà seguito, avrà visto le cose che poi anche Juric ha fatto e non hanno funzionato.
Insomma, non so se mettere Zalewski dentro potrebbe essere rischioso. Saud potrebbe anche rientrare nei piani, potrebbe riprendere centralità. Hermoso è una questione che ci interessa, lo mettiamo dentro al posto di Dal, che abbiamo visto esordire poi nell'ultima partita di Juric, e pensiamo anche che Saelemaekers potrebbe rientrare in gioco. Leviamo l'altro portiere così. Chi è in dubbio, al di là della situazione di formazione, che secondo me potrebbe essere questa confermata, cioè con i 3-4-2 sottopunta, con Dobbik o con un falso 9. Immaginiamo che Angeligno se lo gioca qua, perché Angeligno ha tanta tecnica, è un sinistro spettacolare e può mettere degli ottimi cross. Mi sembra sprecato come braccetto. Certo, ti fa iniziare bene l'azione, ma poi non ha la fisicità per reggere come da difensore centrale. Insomma, mi immagino Angeligno qua. Mi immagino Manu Koné tranquillamente titolare, probabilmente con Cristante, a meno che Cristante è un altro che non è visto benissimo dalla piazza. Vediamo se lo ritiene indispensabile Ranieri per l'equilibrio, ma c'è Enzo Lefè che potrebbe essere un giocatore con più qualità, uno che fa più legna, uno che fa più qualità. Celik a destra Celik a destra è un altro di quei giocatori normali che i tifosi della Roma non amano, e qui hai una possibilità: o ti metti un pochino più coperto mettendo Mancini addirittura lì, quindi una sorta di difesa a 4 mascherata con Mancini in questa zona. Questa potrebbe essere una possibilità. Oppure, se ci vuoi attaccare senza paura, l'idea potrebbe essere El Shaarawy, che lo stesso De Rossi con un'intuizione fece giocare a destra a tutta fascia e andò molto bene, quindi questa potrebbe essere una scelta. Rimettiamo Mancini nella sua zona naturale. Si è parlato anche di Hummels. Ranieri dice: ma perché non dovrebbe giocare Hummels? Io ho rivisto le partite dove lui ha fatto l'anno scorso grandi prestazioni, e quindi Ndicà, che non si muove, potrebbe fare il braccetto sinistro, e Hummels, se sta bene, potrebbe proprio avere questa rinascita, e Ranieri potrebbe puntare sull'esperienza di Hummels. Quindi vedete che sta prendendo piede. C'è Pisilli che sta facendo un campionato discreto, c'è Soulé, e Ranieri ha detto Soulé e Dybala possono giocare insieme, e a questo punto, se Dybala sta bene, io mi immagino Dybala qui. Ovviamente c'è anche Baldanzi. Il problema è che sono tutti mancini: Soulé, Dybala, Dobbik, Baldanzi, tutti mancini che si devono giocare un posto. Se Dobbik non recupera, li possiamo vedere tutti: Soulé, Dybala e magari Pisilli, che può fare quella situazione alla Pasalic. E se recuperano anche Saelemaekers, risolvono un problema, aggiungono un altro ottimo trequartista che fa sempre la sua figura, che è El Shaarawy, da mettere qui o da tenere in panchina per cambiare la partita. Potrebbe tornare di moda Paredes, che è un giocatore di garra, è un giocatore aggressivo, con grande esperienza internazionale e grande qualità. E Pellegrini, si parla anche di noie fisiche. Quelle che sono in dubbio a livello di infortuni sono Dybala, tenuta fisica, Pellegrini, lo stesso Hermoso, pur bravo, e Saelemaekers. Quindi questi sono i problemi che deve risolvere Ranieri De Rossi. E tra l'altro non ha escluso la possibilità in futuro magari di far rientrare De Rossi, perché quelli lo pagano. Oggi sono uscite insomma i costi degli allenatori per le squadre. Il Napoli 6,5 per Conte, ma la Roma quasi arriva a pagare lo stesso, perché ne devi dare 3 a De Rossi, ne devi dare 2 a Juric, e adesso quello ne devi dare 1 a Ranieri. Siamo là. Di conseguenza è una bella partita. Ranieri mi ha dato l'impressione di entrare bene in questa avventura. Io non credo, e non per Ranieri o per altri, che la Roma possa rientrare nel discorso Champions, ma credo che possano dare fastidio e che possano fare delle buone prestazioni, che non si squaglino di fronte alle difficoltà, in una situazione dove tu non sai a chi devi dare conto, perché l'allenatore, ma che fai? E poi è confermato l'anno prossimo, ma faccio quello che voglio io, e si crea quella cosa di individualismi, e senza il gioco di squadra, senza l'unione di squadra, la squadra avversaria ti frega in qualche modo, la sfortuna si accanisce anche. Mentre se tu chiami un allenatore che poi resta da dirigente in società, tu fai il tuo dovere e proverai con tutte le tue forze a uscire da questa crisi. I giocatori non sono male,
come non erano male i giocatori nostri l'anno scorso. L'avete visto? Cambi l'allenatore, metti un po' più di tranquillità in società, metti Oriali, vedi come cambiano. E quelli erano gli stessi dello scudetto. Però poi dell'annata disastrosa erano gli stessi dello scudetto. Quest'anno sono gli stessi dello scudetto. Ma poi quanto è cambiata la panchina, quanto è cambiata la gestione, quanto è cambiata che c'è uno al comando che è credibile, e quello fa tutta la differenza del mondo. Di conseguenza teniamo d'occhio quella che sarà l'evoluzione di Ranieri. È presto per fare pronostici, per fare partite di football, insomma dobbiamo capire anche l'evoluzione dei nazionali, se c'è qualche defezione, quindi con calma. Però questo era il Ranieri Day e secondo me meritava un approfondimento che mi avevate anche chiesto ieri in live. L'ho fatto volentieri perché mi risulta interessante anche parlare di cose che non siano strettamente, sono legate al Napoli, perché li dobbiamo affrontare, quindi tocca a noi affrontare una squadra che non sai come si presenterà in campo. Però mi dà stimolo guardare oltre il nostro circoletto e capire come si sviluppa calcio in altre situazioni dove si fanno degli errori e come si pone rimedio a degli errori. Mi dà sfizio. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Lasciate un like a questo video, perché essendo un argomento strano può essere che l'algoritmo dice: ma tu parli sempre del Napoli, che è questo fatto della Roma, non facciamo girare il video. Quindi aiutatemi con i like postumi a fine video, e vi ringrazio sempre dell'attenzione, che siete speciali.